Rispondo a tutti, leggete il messaggio che ha mandato ieri sera il Presidente della Repubblica, lì c'è tutto, non c'è niente da aggiungere, lì c'è la resistenza e basta, non aggiungo altro che personale, tutto lì. Per lei cosa vuol dire essere qui oggi? Vuol dire, non rispondo, guardi, francamente sono anche emozionato. Era una brava staffetta. No, non era una staffetta, sono partigiana combattente, l'ho fatto in montagna, non sono una staffetta, tanto per rispettando le staffette, però io sono partigiana combattente. Senta, però succedono... Combattente col mitra. Ecco, Combattente, sai cosa vuol dire combattente? Ecco. L'ho fatta che avevo 18 anni, tutta la famiglia era d'accordo, sono cimbra, sono nata in Consiglio e quindi ero sul posto. lo rifarebbe? Lo rifarebbe? È la cosa migliore che io abbia fatto nella mia vita. Una scelta, era una scelta anche familiare. Abbiamo aiutato tutti i soldati che erano allo sbando, noi abbiamo, aspetti perché abbiamo tenuto un prigioniero inglese 8 mesi a casa nostra, che era fuggito da Sicilia, che era prigioniero di guerra, era caduto con l'apparecchio che andavano a bombardare in Germania e qui in Italia. E ricordatevi che i morti non sono solo tutti i civili, per esempio nel 1944, Venere Santo del 1944, c'è stato un bombardamento a Treviso che hanno ucciso 1600 persone e queste sono le conseguenze della guerra, non solo i morti partigiani, i morti tutta l'Italia ne ha sofferto, tutta l'Italia, tutti i civili, tutti quelli che ci hanno aiutato. La resistenza è di tutti, non è solo nostra, è di tutti, i civili che erano disarmati, che subivano i rastrellamenti, che li portavano in Germania. Senta, e a quei giovani che l'altro giorno vicino a Piazzale Loreto hanno... Sì. Cosa dire a questi giovani? Guardi, io ho chiuso nel 1945 il discorso con i fascisti, quindi